Bentornati cari amici di Futsal Time per Fenice Venezia Mestre, continuiamo il nostro punto in quella che è la casa degli Aranci Nero-Verdi, parliamo di settore giovanile, lo facciamo con due punti fermi della squadra Under 19, lo facciamo con Giulio Righi, ciao Giulio, Ciao Lorenzo, grazie mille per l'invito. e Barnaba Bui. Ciao Lorenzo, grazie per l'invito. Allora ragazzi, cominciamo subito con qualche bella notizia perché la vostra Under 19 si è qualificata alle finals, parteciperete ancora una volta, mi viene da dire, alle Final 8 di Coppa Italia Under 19 perché quando si tratta di questi eventi Fenice Venezia Mestre è un nome che nel tempo poi si è sempre riproposto, quindi è un vanto per la società, però poi non è sempre detto perché man mano che si va avanti i giocatori cambiano e quindi confermarsi è sempre una bellissima cosa. Giulio, comincio da te, ti chiedo che percorso è stato fino a qui in Coppa, com'è andata? Allora, in Coppa è stato un buon percorso a mio parere. Abbiamo cominciato il primo turno contro il Marco Polo, che avevamo già affrontato in campionato, quindi conoscevamo già. Abbiamo cominciato con una buona gara e l'abbiamo portata a casa con un 5-2, direi con un buon risultato, una buona gara. Al secondo turno abbiamo affrontato il Giorgione, che è una squadra molto molto forte, che abbiamo affrontato anche in campionato e all'andata abbiamo pareggiato 3-3. È stata una gara molto intensa, molto difficile perché anche loro hanno fatto diversi innesti e si sono rinforzati e quindi è stata una gara abbastanza difficile, tanto che siamo andati ai supplementari dove poi fortunatamente siamo riusciti a vincere. Nell'ultimo turno col Martiri è stata una gara inizialmente difficile perché non siamo riusciti subito a sbloccare la partita, dunque a metterla nel canale che avremmo voluto e quindi ci siamo complicati un po' la vita. Fortunatamente nel secondo tempo siamo riusciti ad avere un gioco migliore e dunque a sbloccare la partita e siamo riusciti a portarla a casa. Tra l'altro, raga, complimenti perché in regione la 10 Martiri da me in Emilia-Romagna è considerata come uno dei migliori settori giovanili, anzi, probabilmente forse il migliore in regione, quindi con questi ragazzi che fanno sia la C2 che l'Under 19, quindi sono abituati anche a scontri fisici di un certo livello. Barnaba, secondo te qual è stata la gara più difficile di quelle che ha elencato Giulio? Quella che secondo voi si era messa un po' peggio? Bah, secondo me quella che reputo che sia stata più difficile è stata quella col Giorgione per passare poi col Martiri e infatti come si è visto ce la siamo portata fino ai tempi supplementari e poi siamo riusciti a vincere per 4-2 e, però sono state tutte toste diciamo però è stato un buon percorso, speriamo di portarla avanti nella stessa maniera, dai. Raga, domanda difficile, però forse facile, dipende un po' uno come la prende. Presentatevi, nel senso, Barnaba, comincio da te, raccontami più che altro che tipo di giocatore sei. Io sono Barnaba Bui, il mio ruolo è questo, in campo penso di saper fare X, ma dovrei migliorare Y. Ok, allora sono Barnaba Bui e sono un laterale mancino e gioco prevalentemente a destra, però posso svariare in tutte le posizioni, sia back sia anche laterale sinistro. E il mio, diciamo, pregio è avere la palla tra i piedi, diciamo, mi piace avere molto la palla tra i piedi, gestire il gioco e però dovrei migliorare, diciamo, sulla rapidità, sul gioco col mio piede debole, ovviamente, perché col destro faccio fatica, Cammini, col destro ci col cammini, destro va cammino, bene. esatto, però dai, col sinistro me la cavo, dai. Giulio, la stessa domanda la faccio a te. Che giocatore sei? Raccontaci un po' di te. Ok, allora parto col dire che sono un back difensivo e sicuramente non sono un giocatore tecnico quanto può essere Barnaba, però comunque credo di essere un buon giocatore in fase difensiva e anche tatticamente. Sicuramente devo migliorare la mia tecnica di base, che quella va sempre allenata e migliorata, e è anche la fase offensiva che diciamo che è una mia carenza, quindi cerco sempre di allenarla, oltre a tutto il resto.
Anche se comunque, come ci dicevamo, a telecamere spente, no? La gara con il Giorgione l'hai decisa tu con due reti. Andiamo a vedere un po' di statistiche. Sono tre i tuoi gol in campionato, parlo fino ad ora, sei invece quelli di Barnaba, ma già i vostri ruoli parlano un po' da solo e fanno capire questa differenza anche di reti. Per quanto riguarda invece il lavoro che fate con la prima squadra, poi torniamo nell'ambito giovanili, no? Mi raccontate un po' che cosa significa vivere gli allenamenti settimanali con i più grandi e soprattutto se c'è qualcuno di loro a cui vi ispirate particolarmente. Comincerà te, Giulio. Ok, allora partiamo col dire che siccome è il nostro primo anno che ci alleniamo con la prima squadra, rispetto all'anno scorso che eravamo in Under 17, i ritmi sono completamente diversi, dunque all'inizio c'è stato un periodo in cui abbiamo dovuto adattarci e non è stato molto facile, però ora stiamo migliorando e ci siamo adattati. Sicuramente l'intensità che si mette negli allenamenti della prima squadra ti insegna molto e come esempio potrei prendere Daga che è sempre, diciamo che ci sprona sempre, anche e soprattutto noi giovani, ci insegna e ci dà la strada giusta, diciamo. Lui che è un giocatore con molta esperienza alle spalle. Guarda, mi piace tantissimo che tu abbia fatto il nome di Tiago perché in estate, ma anche un po' dopo, si è parlato tanto del fatto che la Fenice abbia investito, no, per la prima volta in dei giocatori stranieri con più esperienza per affrontare la categoria, ma quando ho parlato anche con i dirigenti mi è stato detto che questi ragazzi venivano presi anche per aiutare quelli più giovani, per tirare su anche delle nuove generazioni di calcettisti e dargli proprio questa carica, essere presi come esempi. Quindi la tua risposta, Giulio, mi piace un sacco e sicuramente piacerà a tutto l'ambiente Fenice. Barnaba, ti faccio la stessa domanda per quanto riguarda l'ambiente prima squadra. Tu che tra l'altro eri convocato la settimana scorsa contro il Modena, se anche per te c'è un giocatore a cui ti ispiri un po' di più. Sì, come ha detto Giulio, ovviamente parto col dire che c'è stato un cambio di livello e soprattutto negli allenamenti c'è stato un cambio di ritmo rispetto all'Under 17 in cui giocavamo l'anno scorso, anche perché come ovviamente sanno tutti siamo stati fermi 2 anni per causa Covid e quindi è stata dura riprendere il ritmo, riprendere tutte le cose da fare, diciamo. E ovviamente i nuovi arrivi ci sono stati di grande aiuto, ci hanno fatto imparare cose nuove, ci hanno spronato a dare il meglio sempre ad ogni allenamento. Però in generale devo dire che tutta la prima squadra ci dà una mano, ci supporta, ci dice quando è il momento ci dice che siamo stati bravi o se no ci dice gli errori che facciamo durante l'allenamento e ovviamente ci aiuta, diciamo. Come si chiama il gatto? Il gatto qua si chiama Mattia. Bellissimo, bellissimo, è proprio saltato all'occhio appena l'ho visto. Raga, anzi, comincio con te, Barnaba, ti faccio questa domanda perché io prima dicevo, no, le finali, il nome Fenice è un abbinamento abbastanza facile negli ultimi anni e non solo negli ultimi anni. Però quando voi scendete in campo, e questo caso ti potrei parlare prevalentemente delle giovanili, ma anche come prima squadra, non è che vi nascondete, cioè l'obiettivo è vincere. Adesso voi affronterete le Final 8, affronterete di nuovo il Giorgione in campionato domenica. Cioè, quando voi scendete in campo con quella maglia, sì, imparare, arrivare in prima squadra, portare avanti un movimento, però poi quello che conta per voi è mettere la palla in porta e uscire vincitori dopo 40 minuti. L'obiettivo è sempre quello di arrivare primi, ovviamente. Poi durante il percorso ci sono varie difficoltà e puoi superarle come no, però diciamo che ce la stiamo mettendo a tutta per raggiungere tutti gli obiettivi, come adesso un obiettivo è stato arrivare in Final 8, dopo sarà arrivare primi intanto in campionato e andare e proseguire con quel cammino là. Poi anche in prima squadra dopo può essere un obiettivo personale e raggiungere certe convocazioni, come ad esempio io sono stato convocato la scorsa partita col Modena, però ero stato convocato anche, se non mi sbaglio,
e la partita 5-4 che abbiamo fatto col Massa, che sarà anche la prossima partita fuori casa, e quindi è un obiettivo personale raggiunto, però l'obiettivo resta sempre quello di squadra, di categoria, di raggiungere gli obiettivi imposti dalla società. Giulio, alla domanda di prima, a te aggiungo il fatto che, al contrario, chiunque giochi contro di voi e veda il nome sulla vostra maglia, qualche stimolo in più ce l'ha. Diciamo che può essere perché comunque la Fenice in questi anni si è sempre affermata come un'ottima squadra nel Veneto, quindi ogni volta che affrontiamo una squadra sono sempre, diciamo che la voglia di vincere contro di noi è ancora di più vista la nostra, diciamo, questi ultimi anni abbiamo vinto tanto, quindi affrontarci è ancora più bello. Un momento significativo per te di questo percorso in casa Fenice magari può essere un trionfo o può essere, non lo so, una sconfitta che ti ha spronato a migliorare, un Di momento per te quest'anno dici? particolarmente significativo. No, no, in generale nel percorso con la Fenice Venezia Mestre, anche gli anni scorsi. Beh, il titolo che abbiamo vinto l'Under 15 ancora qualche anno fa è stato molto bello e comunque anche le due esperienze che abbiamo fatto ad andare alle Final 8 negli ultimi anni prima del Covid sono state veramente belle esperienze, dunque sono molto contento di poter riaffrontare nelle final di Coppa e speriamo di continuare bene anche in campionato. Barnaba, la stessa cosa per te, un momento particolarmente bello e significativo per te con i colori della Fenice addosso. Beh, io uno dei ricordi più belli che ho è stato quando siamo riusciti ad arrivare primi, quindi abbiamo vinto il Montesilvano Futsal Cup, che è un torneo, diciamo, conosciuto in gran parte di Europa, dove vengono- provengono molte squadre che partecipano e quindi oltre a tutte le Final 8, i campionati che abbiamo vinti, un momento particolare, diciamo, è stato quello là. Raga, è arrivato il temutissimo momento delle foto. Dai, cominciamo, leviamoci questo dente così facciamo contento Mister Landi che, lo dobbiamo dire, tanto il Mister l'intervista non solo la guarderà una volta pubblicata, ma la va anche ad aggiustare, a montare. Il Mister c'ha l'archivio storico, cioè c'ha i reperti, tu gli puoi chiedere qualsiasi cosa di qualsiasi giocatore che abbia giocato nella Fenice dal 2010 in avanti, ce l'ha, state sicuri. Dai, cominciamo. Qua ci siete entrambi? No, ci sono solo io. No, c'è solo Giulio qua. Ok, più o meno di quanti anni fa parliamo? Penso Sei quello in 10, piedi a sinistra? sì, l'ultima a sinistra in piedi, esatto. Penso un 10-11 anni fa. In questa foto ci sono anche Tedesco e Stefanon, che sono ancora nostri compagni. Però penso siano sì, Adelante. 11 anni fa. Qua Qua ci sono io di Siamo tutti e due, sicuro e anch'io. anche Giulio, mi sa, sì. parliamo più o meno forse dell'anno dopo. Anche qua c'è Poi, Tedesco, lo vedo. Eh sì, quello in mezzo a noi è Sic, poi c'è sì, Gabri, sarà un anno dopo, sì, sì, sì. forse due. Ok, questa non l'avevo ancora vista nell'archivio, raga, lo sapete. Questo qua a destra è Patrizio, quello attaccato al palo? No, 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 quello No, là è un altro ragazzo che giocava con noi tanto tempo fa, che adesso non gioca più. Ma ci siete entrambi qua o... Qua allora ci sono io e io Giulio, non ci no, sono. non lo vedo. No, dai, Giulio, come fai a paccare una delle foto di Mister? Malissimo, malissimo. Oh, però c'è sempre Gabri, in qualsiasi foto c'è sempre Gabri. E Qua ci che siamo avete tutti e due. vinto? Siamo arrivati terzi alle Final 8, Ah, Sì. quindi Under non 15. avete vinto, ma... No, vabbè, abbiamo vinto Ok. la Terzo finale posto, Final posto. quarto 8 di posto. cosa? Scudetto. Ah, hai capito, hai capito. Qua non lo so, cerchiamo. Ok, Qua Giulio, io sì. ci sono. Ci siamo, ci siamo. Siamo Ok. vicini.
Qui è Mamma quando mia, abbiamo raga, anche vinto, qua come ho detto piccoli, prima, eh. Barnaba, Montesilvano. Sì, 2016? piccoli ma non troppo secondo me. 2016 mi sembra, forse. Avanti. Montesilvano, questa è l'edizione che avete vinto. Sì, Ok. esatto, ci siamo tutti e due. C'è anche qua tedesco, Stefano. Qua è qualcosa, una Questo Coppa Veneto. no, titolo No, regionale, titolo regionale questo dello mi sa, sì. stesso anno che abbiamo vinto, cioè che siamo arrivati terzi in Italia della foto precedente. Mamma mia, raga. Cioè, ne avete sollevate comunque di cose, eh? Cioè, ne Eh, avete vinte. Avanti. Oddio, qua forse torniamo indietro, anzi senza forse, torniamo mm, sicuramente indietro. Qua sì. Tutti e Qua mi due? sa che io sì, di sicuro sono quello in mezzo. Giulio mi sa di no. io no. Ok. Qua era uno dei primi anni da piccolo piccolo. Qua però non è ancora Qua- finisce, raga, no, possibile. no, qua. No, sì, forse sì. Ah no, sì, 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 perché Forse è vedo il primo comunque il anno che logo. abbiamo fatto noi che venivamo dal Venezia. E ci Ma tu sono sei quello con io, la quello con la fascia? palla. Sì, quello con la palla in mano. Ok. Sempre quello con la fascia? Sì. E l'altro con gli occhiali è Stefano. Mamma mia. E quello dietro è Mister Landi che si stava lamentando per qualcosa, sicuro, Sì. assolutamente sì. Ok. Tu, Giulio, quello a Qua. destra? No, io sono in centro di fianco al portiere. Ok, sì. Tu, Barnaba? Io qua mi sa che non ci sono, no. Vabbè, vabbè, anche tu hai diritto a saltare qualche foto, ci sta. Va bene, va benissimo. Qua. Qua, uff. Coppa Qua mi Veneto, sa penso. Coppa Veneto, sì. Abbastanza Anno, vecchia più o questa, però. meno. Qua Anno sarà sarà stato sempre 2015, forse. 2016, Sì. 2015-2016, sì. Qua piccoli. Sì, qua Mhm. ci siamo tutti e due. Però qua sì, Ok, erano tanto piccoli. avanti. Poi c'ho qualcosa anche di singolo. Vabbè, vediamo. Questo sono Qua io. siete. Ok. Dietro c'è anche Barnaba, sì. Sì, è vero. E il portiere? Sam. Jacobiano. Ok, no, perché l'ho intravisto nelle varie foto e sì, avendo la vostra età, giustamente avete fatto il percorso insieme. Poi che c'ho più? Ok, tu Questo qua sì, Giulio. sono io. No, Ah, Barnaba. sei tu, Barnaba? Sì. Ma c'è il colore dei capelli di Giulio invece. Avanti. Tutti e due qua o solo uno? Io sicuramente quello di spalle non lo riconosco. No, non sono Ok. io. Qua. Qua sono io e con Max che adesso è il mio compagno di squadra. Ok, ok. Ah, quello è Molin. Sì. Se- Ah, guarda qua. Qua capello scintillante, eh. Qua Questo qua sì. te l'hai riaggiustato qua. Sì, sì, Mm. sì, assolutamente sì. Questo sono io, ma non avevo neanche ricordi di questa foto, sinceramente. Ok, qua sempre la stessa partita di prima, immagino. Sì, immagino di sì. No, raga, guarda, l'ultima cosa che vi chiedo, visto che comunque abbiamo visto Samuele e mi è venuta così, non era preventivata, non era scaletta, a voi un'esperienza fuori comunque più che altro a livello personale piacerebbe? Non ci avete mai pensato? Giulio, chiedo a te. Dici un'altra squadra? Sì, ma anche proprio fuori casa. Cioè, siamo comunque andati a Ah, Roma, quindi. sì, diciamo che
Sarebbe difficile inizialmente perché comunque lasciare la famiglia, lasciare la casa, gli amici, la scuola che hai qua è comunque una scelta abbastanza difficile, però credo che nell'eventuale caso dovesse capitare questa cosa, prenderei una decisione e sono sicuro che nel caso in cui dovessi andare lontano sarebbe per il mio bene, diciamo, sarebbe la scelta più corretta. Barnaba, tu invece? Penso anch'io che me la vivrei questa esperienza qua di andare via, di fare un annetto fuori, diciamo. No, Quindi anche perché, raga, cioè, andando a guardare un po' quello che è il panorama delle prime squadre, se mi metto a pensare a centrali difensivi italiani forti e laterali mancini italiani forti, dico, oddio, però conti, e sono ruoli molto cercati, quindi chissà, io comunque vi auguro innanzitutto di fare le vostre fortune, poi le fortune della Fenice Venezia Mestre. Vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio Giulio Righi Grazie mille Lorenzo, e ringrazio Banna Babui. grazie a te Lorenzo. Ovviamente l'appuntamento a seguire i social della Fenice Venezia Mestre, rimanete sintonizzati perché la corsa sia dell'Under 19 che della prima squadra di Mister Pagano e Mister Landi continua.